Sciopero del pubblico impiego anche in Calabria, manifestazioni sindacali a Cosenza e Catanzaro. Un sit-in di protesta contro il rinvio delle procedure concorsuali per l'ingresso nelle scuole di specializzazione, inscenato da oltre 50 neomedici in piazza Prefettura a Catanzaro. Situazione difficile nell'ospedale metropolitano di Reggio Calabria, i reparti sono pieni ma manca il personale. Nonostante le proteste dei genitori, il municipio di Lamezia tiene ferma la sua posizione, le scuole rimarranno aperte. In tempo di pandemia, i volontari chiedono all'ASP di poter essere di supporto e si dicono disponibili ad un percorso di formazione. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale dalla redazione di Teleeuropa Network. In apertura, come avete visto dai titoli, parliamo del sit-in anche in Calabria del sindacato del pubblico impiego. Chiedono il rinnovo del contratto e lo sblocco delle assunzioni. Sindacati in piazza oggi in Calabria per chiedere il rinnovo del contratto del pubblico impiego e lo sblocco delle assunzioni. Manifestazioni davanti alle prefetture di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Questo il sit-in a Cosenza. In piazza contro il governo, contro il ministro Dadone, il quale ci convoca il giorno dopo della proclamazione dello sciopero, quindi un governo che non ha sensibilità verso i problemi del lavoro. I sindacati chiedono dunque un cambio di passo. Innanzitutto il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ma soprattutto per chiedere una profonda innovazione, una profonda modernizzazione della pubblica amministrazione, che è un settore nevralgico e fondamentale del Paese. La lezione di questa pandemia ci insegna appunto che la pubblica amministrazione è fondamentale, non solo per gestire l'emergenza, ma per programmare la ripartenza. Da Cosenza a Catanzaro i sindacati ribadiscono che non è solo una questione economica. Sostanzialmente rivendichiamo più sicurezza sui posti di lavoro, rivendichiamo che vogliamo una pubblica amministrazione rinnovata, innovata, digitalizzata, che possa dare risposte sempre migliori ai cittadini. Tutta Italia oggi si protesta e credo che ci sia un'adesione senza precedenti, sia in termini di adesione allo sciopero, ma anche le persone che oggi per motivi di servizio devono garantire i servizi essenziali sono presenti sui posti di lavoro e ci hanno tenuto a dire che anche loro protestano. Infatti non a caso ci hanno chiesto e noi abbiamo fatto per loro un adesivo che stanno indossando sulle divise dove dicono che non si fermano ma protestano assieme a noi. Ancora una protesta, sempre a Catanzaro, un sit-in contro il rinvio delle procedure concorsuali per l'ingresso nelle scuole di specializzazione, inscenato da oltre 50 neomedici proprio in piazza Prefettura. Vediamo. Hanno sfidato la pioggia i giovani dottori aspiranti specializzandi in medicina per manifestare tutto il loro disappunto, perché sentite cosa dicono. Il nostro concorso, l'SSM 2020, è stato bloccato dalla burocrazia del rinvio e da più di 2 mesi siamo sospesi. Non abbiamo una graduatoria, non sappiamo se effettivamente il 30 dicembre prenderemo servizio e purtroppo questo andrà a riscuotersi su quella che è la salute dei cittadini. Noi vogliamo risposte dal Ministero e vogliamo semplicemente formarci e lavorare. Ritardi e rinvii per il concorso delle scuole di specializzazione. Queste donne e uomini attendono da oltre 2 mesi di conoscere che fine faranno se hanno superato il test e quali saranno le loro sedi di destinazione. Quello che è successo è che per una serie di ricorsi che si sono succeduti noi ad oggi ancora non conosciamo né l'esito del nostro test, quindi non sappiamo ad oggi se siamo vincitori di una borsa o meno, non sappiamo dove dovremmo andare a lavorare nel caso e questo vuol dire che nel momento in cui lo sapremo saremo costretti a trasferirci eventualmente in altre città in meno di 10 giorni, che è una cosa impensabile. Allo stesso tempo è impossibile a quanto pare il rinvio dell'assegnazione dopo il 30 dicembre perché le borse di specializzazione rientrano nella legge di bilancio e quindi andrebbero perse. Questo comporta una serie di danni sia a noi personalmente, ovviamente noi siamo danneggiati nel nostro piccolo, nella nostra vita personale,
però è un gravissimo problema anche per il sistema sanitario, perché molti di noi non possono attualmente prestare servizio come guardia medica, come USCA, non possono prestare servizio neanche nel 118 per questioni di incompatibilità di contratto. Parliamo invece adesso della Covid e del bollettino regionale, perché oggi si registrano 6 decessi e 139 nuovi contagiati. Diminuisce seppur di poco il numero delle vittime e dei contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 139 i nuovi positivi, mentre sono 2.893 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono in totale 19.006, quelle negative 356.184. Ma vediamo come sono suddivisi nelle varie province i casi di oggi. A Cosenza 36, 13 a Catanzaro, 45 a Crotone, 40 a Reggio Calabria e 5 a Vibo Valentia. Diminuiscono i ricoveri ospedalieri sia alla luce dei decessi che del numero di guariti. Sono 374 in reparto, mentre 25 in terapia intensiva. 6 in totale i decessi di oggi, così suddivisi: 3 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese e 2 nel Vibonese. E dicevamo contagi in diminuzione anche nella nostra regione, ma non bisogna abbassare la guardia. Il virus continua a rappresentare una minaccia anche per i camici bianchi e per le forze dell'ordine, quotidianamente a contatto con la popolazione. Diminuiscono i contagi, ma nelle corsie degli ospedali si continua a morire di Covid. È questa la fase più delicata della gestione dell'epidemia. Il rischio adesso è che un eventuale aumento della circolazione delle persone possa far risalire il numero dei casi. Il virus continua a rappresentare una minaccia anche per i camici bianchi, quotidianamente in trincea per dare cura e assistenza agli ammalati. Nelle ultime 48 ore infettati un medico e 2 infermiere dell'Annunziata di Cosenza. Anche le forze dell'ordine a rischio contagio, come i vigili del fuoco, 24 ore su 24 a stretto contatto con la popolazione. Il comando provinciale di Cosenza nella prima ondata della pandemia ha perso a causa del Covid il caporeparto Angelo Bonaventura Ferri. Dall'inizio della seconda ondata in quarantena sono andati una 60ina di vigili. Attualmente un vigile del fuoco è ricoverato nell'ospedale da campo di Vagliolise. Altri 2 suoi colleghi dopo un periodo di ricovero sono stati dimessi e adesso sono in isolamento a casa. In totale sono circa 15 i pompieri positivi ogni giorno sul campo, impegnati in attività varie per dare soccorso ai cittadini. L'impegno per loro è notevole, ma il rischio è dietro l'angolo. E al GOM di Reggio Calabria, il grande ospedale metropolitano, mancano, pensate un po', 200 fra medici, infermieri ed OS. Lo conferma ai nostri microfoni proprio il commissario straordinario Iole Fantozzi, personale che sarà difficile reperire a causa dei contratti a tempo determinato. Situazioni sotto controllo al GOM, il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove si è passati da 40 a 135 posti destinati ai malati Covid in pochi mesi. D'altronde il bacino d'utenza per il nosocomio supera le 500.000 persone. Fronteggiata l'emergenza seconda ondata, resta la carenza di personale. I medici e tutto il personale sanitario comincia ad essere stanco dei ritmi e dei dispositivi che indossa, che rendono difficoltosa l'attività ordinaria. Per cui, atteso che si stanno prodigando nella maniera più ampia possibile, questi ritmi lavorativi non credo riusciremo a mantenerli se non arriva effettivamente un aiuto nel reclutamento di nuovo personale. Non c'è la bilocazione possibile degli stessi numeri. Ma di quanti medici, infermieri OS avrebbe bisogno il GOM? Noi abbiamo chiesto un rinforzo di circa 200 unità. Il problema è che 200 unità destinate solo al Covid significa che i contratti che noi possiamo stipulare adesso avrebbero fine al 31 gennaio 2021, cioè sono tarati sulla fine dell'emergenza Covid per come è in questo momento stabilita, per cui diventano poco stimolanti nell'accettazione da chiunque, perché è un contratto di lavoro in un'area difficoltosa con una durata temporale troppo breve. Purtroppo 1 mese e mezzo di contratto per un anestesista, di cui avremmo anche delle graduatorie,
non danno garanzie di prosieguo e né di stabilizzazione che ci permettesse di trasformare questi posti da tempo determinato a tempo indeterminato. In quel caso avremmo un reclutamento più facilitato e più logico. Un nodo da sciogliere, non il solo, vista la non prevedibilità del Covid. Purtroppo il virus è uno sconosciuto, perfetto sconosciuto. Noi ci auguriamo che vada in allentamento, forse con il vaccino, perché dovrebbero cominciare ad essere distribuiti i vaccini e quindi gli operatori sanitari dovrebbero essere i primi ad usufruirne. Però in realtà noi stiamo vivendo ancora di quello che ha generato il lockdown. Io non so, con l'apertura di tutte le attività delle scuole e di quant'altro, che cosa potrebbe succedere. Come non so cosa succederà col vaccino, quindi cambierà di nuovo lo scenario. Purtroppo questo virus non ha degli scenari fissi, ma sono scenari che si evolvono e quindi dobbiamo andare a valutare passo passo. Questo fin qui era il GOM di Reggio Calabria, adesso vediamo qual è la situazione all'Annunziata di Cosenza, dove diminuiscono i ricoveri. Sono diminuiti gli accessi al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza per il Covid. Si va verso una gestione più tranquilla dell'emergenza dopo l'ultimo mese, come ci conferma il primario di rianimazione Pino Pasqua. Quello che ci tranquillizza un po' è il minore afflusso che noi abbiamo al pronto soccorso. Ancora il numero dei pazienti positivi ricoverati rimane abbastanza alto, per quella che è la durata della patologia stessa. Quindi la tranquillità è solo l'afflusso, il numero limitato e quindi una gestione molto più tranquilla di questa fase. Noi abbiamo un afflusso di 4-5 pazienti al giorno che vengono sistemati, una permanenza in pronto soccorso limitatissima e un turnover dei pazienti che grosso modo ci consente di mantenere questi ritmi e queste percentuali. Ma rispetto alla prima ondata della pandemia ci sono differenze con questa nuova fase per quanto riguarda la terapia intensiva? La patologia nella sua gravità sta esprimendosi in modo veramente forte. Il paziente è stato l'approccio nostro che questa volta abbiamo fatto in modo diverso sul paziente, aggredendolo precocemente con la non intensiva, con la terapia subintensiva, che ci ha consentito sicuramente delle performance migliori anche sul paziente stesso. Il paziente che arriva in terapia intensiva è un paziente gravissimo, lo dimostra purtroppo quello che è la percentuale non irrilevante di mortalità. Adesso ci spostiamo alla Mezzia Terme, dove nonostante le proteste dei genitori il municipio tiene ferma la sua posizione, le scuole resteranno aperte. Le scuole sono un nodo cruciale in questa seconda ondata del Covid e a 10 giorni dalle festività natalizie in alcuni comuni i sindaci hanno deciso per la riapertura in presenza. Alla Mezzia, ad esempio, nonostante la protesta di alcuni genitori contrari al ritorno a scuola, il primo cittadino, rassicurato dal Dipartimento Prevenzione dell'ASP, ha deciso la riapertura in sicurezza. Io ho contemporaneamente centinaia e centinaia di continue sollecitazioni a tenere le scuole aperte da altri genitori. Le decisioni si assumono in base alle norme vigenti e in base alle situazioni concrete dei territori. Allora la Mezzia ha avuto dei momenti di particolare criticità che hanno indotto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP a chiedere per 3 volte la chiusura temporanea di 3 distinti istituti comprensivi e chiaramente il sindaco si è adeguato e ha fatto subito l'ordinanza di chiusura. L'ASP di Catanzaro il 10 novembre ha inviato comunicazione alla provincia di Catanzaro e quindi agli 80 comuni della provincia indicando alcune criticità che consigliavano la chiusura delle scuole per 15 giorni e i sindaci della provincia di Catanzaro si sono immediatamente attivati e hanno disposto la chiusura delle scuole sino a domenica 29 novembre. Cessate queste criticità segnalate dal Dipartimento di Prevenzione, dal 30 novembre le scuole sono riprese regolarmente e nessuna criticità ad oggi per quanto riguarda il territorio di La Mezzia Terme è segnalata
segnalato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Intanto in queste ore è emerso un caso di positività in un plesso di una scuola media cittadina dove una docente è risultata contagiata, ma il sindaco sottolinea che si tratta di un caso isolato e la dirigente ha provveduto alla chiusura momentanea. Quando il Dipartimento di Prevenzione ha sollecitato delle singole criticità si è provveduto a chiudere. Quando ha sollecitato una criticità esistente su tutte le scuole della provincia si sono chiuse quelle scuole. Per il resto le disposizioni nazionali, quelli che sono anche i protocolli d'intesa che sono intervenuti tra Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute e Ministero della Pubblica Istruzione, non lo stiamo pedissequamente seguendo e per fortuna alla mezza termine non vi sono criticità particolari. E in tempo di pandemia i volontari chiedono all'ASP di poter essere di supporto e si dicono disponibili ad intraprendere un percorso di valorizzazione, una risorsa da valorizzare. L'incertezza sui numeri del Covid in Calabria, la fatica di tracciare i tamponi, i tempi lunghi per avere i risultati, la difficoltà di tante persone, famiglie prigioniere dell'attesa in un sistema che sembra bloccato. A Cosenza a rivolgersi all'azienda sanitaria provinciale sono le associazioni di volontariato. La proposta di collaborazione parte da Stella Cometa che nel secondo lockdown ha raddoppiato le famiglie a cui fornisce servizi e supporti. Si è passati dai 300 ai 600 nuclei familiari a cui fornire generi di prima necessità e anche farmaci, il bisogno che cresce in una realtà mutata e imprevedibile. Ecco allora che la rete di volontari chiede di essere formata e rendersi utili anche in tempi di pandemia. Ci sono le ASP che non riescono a contattare chi si autodenuncia e quindi si arriva a fare le interviste per poi fare i tamponi con tanto ritardo. Ci siamo, formateci. Io ho mandato una mail alla Regione Calabria, ho detto io mi rendo disponibile, formate me e io formo i volontari. Lo farò ciclicamente man mano che raggiungerò le disponibilità anche delle altre associazioni. Così facciamo un servizio più capillare sul territorio. Parliamo invece adesso di trasporti e infrastrutture perché il collegamento sullo Stretto, l'audizione dell'assessore Catalfamo al MIT dice non si può prescindere dall'alta velocità. Un tavolo di confronto per la realizzazione del ponte sullo Stretto con un gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture per valutare le proposte progettuali per la realizzazione di un attraversamento stabile. La riunione si è tenuta in videoconferenza coordinata dal presidente del MIT Giuseppe Catalano. La Regione Calabria ha sicuramente tenuto un'impostazione molto simile a quella della Regione Sicilia, laddove abbiamo forse anche in maniera un po' troppo decisa evidenziato che questo tipo di metodologia ci può riportare indietro a dei percorsi che invece sono stati già fatti, perché abbiamo ribadito che di fatto un progetto del ponte sullo Stretto c'è già, addirittura in questo momento abbiamo un progetto già cantierato e non cantierabile e l'abbiamo messo più volte in evidenza. Serve uno studio di fattibilità, è stato ribadito, non solo sulla infrastruttura ma anche sull'alta velocità. Rimaniamo in attesa ancora di vedere i contenuti dello studio di fattibilità, il quale studio di fattibilità non può prescindere dall'attraversamento dello Stretto, che è una parte integrante del corridoio 5 europeo. Questo l'abbiamo messo bene in evidenza e credo che sia una questione assolutamente inconfutabile. Parliamo invece adesso di clementine calabresi perché la Regione è al fianco dei produttori per il rilancio del settore. Le clementine sono uno dei tesori delle nostre produzioni agricole di qualità, così l'assessore regionale al ramo Gianluca Gallo, ma quest'anno la ridotta pezzatura e la pigmentazione di parte della produzione a causa delle bizze del meteo rischiano di incidere negativamente sulle vendite. Un plauso va all'iniziativa intrapresa dalla Coop, dice Gallo, che con una intelligente azione di marketing ha deciso di sostenere le clementine calabresi
puntando sulla loro qualità più che sui canoni estetici. In settimana convochiamo un tavolo per capire le motivazioni di questa crisi insieme alle OP. Ma in ogni caso in questa fase stanno intervenendo anche la grande distribuzione organizzata, in particolare Coop ed Esselunga, che hanno avviato delle politiche di sostegno a favore delle clementine. Noi cercheremo di individuare i motivi della crisi e di intervenire per vedere se è possibile nei prossimi anni non avere questa problematica. Ma quali le iniziative da assumere insieme alle organizzazioni dei produttori? Una delle possibilità di intervento è quella della diversificazione dei tempi di produzione, affinché non tutta la produzione si riversi sul mercato nei mesi di novembre e di dicembre. Bisogna sicuramente diversificare e quindi avere una produzione che sia precoce e altra produzione che sia tardiva, e quindi avere un mercato che sia più disponibile ad accogliere grandi quantità di prodotto. Adesso ci spostiamo a Cosenza, dove è stato acceso l'albero di Natale, simbolo della speranza in questo momento buio e triste per l'intera umanità. Secondo la tradizione cristiana, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, in tutte le case e in tutte le città si dà inizio ai preparativi per il Natale. In questo tempo sospeso, in cui il mondo sta ancora combattendo la sua lunga battaglia contro il Covid-19, le feste saranno più sobrie, intime ed ovattate, pur mantenendo alcuni importanti simboli della tradizione. A Cosenza si è rinnovato il rito dell'accensione dell'albero, che quest'anno ha un significato particolare. Quest'albero quest'anno vuol dire speranza. Speranza per tutti, perché questo maledetto virus non solo ha causato tante morti, tante situazioni di disagio, di difficoltà anche economica nei cittadini, ma ci ha sottratto la risorsa più importante, a mio avviso, che è il tempo. Lo ha sottratto ai giovani, cioè il tempo della socialità, il tempo di fare i progetti, di pensare ai progetti, il tempo anche alle persone anziane di poter restare accanto ai propri cari, insomma, ci ha allontanato, e questa è la cosa più brutta, insomma, anche per la città, questa sottrazione di socialità, questa sottrazione di rapporti umani, di stare insieme. Ecco perché questo è l'albero della speranza quest'anno, perché vuol dire dare un segno anche ai nostri giovani di speranza rispetto al futuro e di fiducia. Ai giovani il sindaco Mario Chiuto ha rivolto un ringraziamento speciale e anche un appello alla prudenza. I giovani devono stare attenti a evitare anche assembramenti, perché questi causano anche la diffusione del virus, però i giovani hanno fatto tantissimo in questo anno. Hanno rinunciato alla scuola, hanno rinunciato a vedersi, hanno rinunciato ad incontrarsi, hanno rinunciato a tante piccole cose. Un anno, di vita vuol dire tanto nel periodo della giovinezza, quindi i giovani veramente noi li dobbiamo ringraziare, perché hanno fatto veramente tanto per questa nostra società in questo momento particolare, sono state molto responsabili, quindi è anche un ringraziamento che voglio dare a tutti i giovani cosentini, perché si sono comportati anche bene in questo anno. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Finale contrastato per le borse del vecchio continente, complice il lieve peggioramento di Wall Street. Gli operatori restano in attesa di novità sulla Brexit e sui nuovi stimoli fiscali negli USA, mentre domani il focus si sposterà sulla riunione della BCE, che dovrebbe annunciare un rafforzamento del programma di acquisti di titoli per far fronte alla seconda ondata della pandemia. Negli USA, nel frattempo, il segretario al tesoro Steven Mnuchin ha presentato una nuova proposta di aiuti da 916 miliardi di dollari. La speaker alla Camera, Nancy Pelosi, ha accolto positivamente i progressi nei negoziati, pur respingendo alcune parti del programma. Nel frattempo la Food and Drug Administration ha concesso un'autorizzazione preliminare per l'utilizzo di emergenza del farmaco di Pfizer e potrebbe dare il via libera definitivo già domani, mentre la Gran Bretagna ha avviato la distribuzione delle prime dosi. In Germania Angela Merkel ha dichiarato che le autorità non saranno in grado di fornire vaccini contro il coronavirus a un numero sufficiente di persone nel primo trimestre del 2021, tali da determinare un cambio radicale nel corso della pandemia.
In questo clima incerto, il FTSE MIB di Milano archivia le contrattazioni in flessione dello 0,4%, debole anche il CAC 40 di Parigi a meno 0,2%, poco mosso l'Ibex 35 di Madrid a più 0,1% e il FTSE 100 di Londra a più 0,3%, mentre il DAX di Francoforte chiude a più 0,5%. Oltreoceano arretrano lievemente il Dow Jones e l'S&P 500 a meno 0,2% e il Nasdaq a meno 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro si riduce leggermente a 1,207, mentre il dollaro-yen si attesta a 104,3. Tra le materie prime invertono la rotta le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,3% a $48,7 e il WTI a meno 0,5% a $45,4. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 118 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,58%. In mattinata il Tesoro ha collocato bot semestrali per un ammontare di 7 miliardi, con rendimento al minimo storico a meno 0,498%. Tornando a Piazza Affari, sprofonda STM a meno 11,9% dopo le indicazioni offerte nel corso del Capital Market Day dall'amministratore delegato, che ha rimandato di un anno al 2023 il target di 12 miliardi di ricavi. Il ribasso anche Unit a meno 2,4%, mentre avanza Moncler a più 3,8% in scia all'accordo con Stone Island, seguita da Ferrari ed FCA a più 2,8%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Vediamo in chiusura le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La nostra regione tra oggi e domani sarà interessata da un peggioramento del tempo provocato da una perturbazione che presenta il suo minimo sul centro-nord Italia e che convoglia correnti occidentali che quindi concentreranno il maltempo soprattutto sui versanti tirrenici. Maltempo che provocherà piogge ma anche nevicate sui monti a quote medie. Domani irregolarmente nuvoloso su tutti i versanti tirrenici e le zone interne, dove si verificheranno piogge sparse e nevicate sino a 1200 metri. Altrove poco al più parzialmente nuvoloso con pochi fenomeni. Temperature in lieve calo ovunque. Domani venti che fino al tardo pomeriggio soffieranno da ovest moderati, mantenendo il mare Tirreno molto mosso. Lo Ionio mosso. In serata i venti tenderanno a disporsi da sud ovunque. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.